Il TG del quotidiano La Nazione Siciliana, notizie della Sicilia in 3 minuti. Il presidente dell'ARS frena anche sulle province. Cos'altro potrebbero voler dire le parole del presidente dell'ARS sulla legge delle province, se non che anche su questo tema Galvagno intende frenare, contrapponendosi di fatto alla linea del presidente della regione e in qualche modo anche a quella del suo stesso partito. Galvagno infatti dice di essere favorevole al ritorno delle province, ma aggiunge di ritenere necessario concordare il percorso con Roma per evitare di sprecare tempo e trovarsi di fronte ad un'altra impugnativa. Ma tutti sanno che il governo nazionale non ha alcuna intenzione di impugnare la prossima legge siciliana sulle province e che su questo vi sono state chiare rassicurazioni. Galvagno peraltro dimentica che sugli enti locali la Sicilia ha competenze esclusive. Ancora incendi e oggi allerta rossa. Gli incendi in Sicilia non si fermano, sono stati decine ieri, soprattutto nel Palermitano, nel Nisseno, nel Trapanese e nell'Agrigentino, e oggi allerta rossa per le province di Trapani, Palermo, Messina e Catania. Allerta arancione per le altre 5 province. Le temperature continuano a salire, raggiungendo picchi estivi che dureranno fino alla fine del weekend. Nella scuola basta con le quote rosa, adesso le quote blu. Seguendo le direttive di legge, il prossimo concorso per dirigenti scolastici prevede espressamente che venga garantito l'equilibrio di genere nelle regioni in cui il differenziale tra i generi supera il 30%. In quel caso il titolo di preferenza, nei casi di parità, è a favore del genere meno rappresentato. Fin qui tutto normale, se non fosse che in questo caso il genere meno rappresentato è quello maschile. La Sicilia è un caso emblematico. Al 31 dicembre 2022 le donne dirigenti scolastiche sono il 75,14% e gli uomini appena il 24,86%. Niente più quote rosa, nella scuola adesso quote blu. Schifani blocca l'aumento del prezzo per musei e parchi. Con un decreto assessoriale dell'11 ottobre l'assessore dei beni culturali aveva deciso un adeguamento delle tariffe d'accesso dei siti siciliani che, diceva, anche prevedendo un aumento medio del 30%, rimarrebbe comunque al di sotto delle tariffe praticate presso siti della cultura raffrontabili per tipologia. Pare però che il presidente Schifani fosse all'oscuro del fatto e infatti ieri ha chiesto all'assessore di sospendere gli effetti del provvedimento in attesa di un confronto con gli operatori turistici. Plenaria della Commissione per autorizzazioni ambientali, la nuova CTS, Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali, presieduta dall'ex assessore Gaetano Armao, ha tenuto ieri la sua prima seduta plenaria. Armao traccia il bilancio dell'attività svolta in queste ultime settimane. Dal 1 settembre ad oggi, dice, sono già stati dati 130 pareri che si aggiungono ai 500 già approvati ed esaminate pratiche per investimenti da 2 miliardi di euro. Continuando con questo ritmo possiamo affermare che in un anno saremo in grado di azzerare l'arretrato e fornire risposte in tempi certi alle imprese e ai comuni. Planeta riporta in Italia il Winemaker of the Year. Dopo 16 anni il prestigioso riconoscimento della rivista USA Wine Enthusiast torna in Italia e precisamente in Sicilia. Winemaker of the Year 2023 è Alessio Planeta, che guida l'azienda vinicola insieme a Francesca Santi Planeta. Una bella sorpresa, dice, un riconoscimento alla persona ma anche all'azienda e alla Sicilia del vino. Oggi è tutto. Per l'informazione del quotidiano La Nazione Siciliana approfondisci su www.lanazionesiciliana.eu.